Direi che il tepore riguarda ormai l'intero globo, con un riscaldamento che in questi mesi estivi e poi anche di inizio autunno si è fatto sentire un po' in molte zone del mondo. Su di noi in particolare notiamo in questi giorni temperature decisamente sopra la norma, con delle temperature minime, quindi dovrebbero essere le più fresche, quelle del mattino, che oscillano tra i 10 e i 15 gradi a seconda delle giornate. Un autunno tiepido che è conseguenza di cause lontane, ci dicono gli esperti dell'ARPAV. Le temperature scenderanno di poco nel fine settimana in presenza di giornate serene. Le precipitazioni di novembre saranno scarse come lo sono state quelle di settembre e di ottobre, un inizio di autunno secco. Capitano degli anni, questo è uno degli anni in cui capita in maniera relativamente significativa. Si può stimare quando arriveranno i primi freddi, insomma, diciamo intensi o adeguati alla stagione? Probabilmente bisognerà aspettare almeno l'inizio di novembre. Tutto novembre, per quanto ci sarà tendenzialmente un po' un calo delle temperature, resteremo sopra la norma, per quanto poco, però resteremo sopra la norma, insomma. Per il freddo ci sarà da attendere. L'agricoltura veneta, ci informano sempre dall'ARPAV, può permettersi ancora poche settimane di questo anomalo tepore. Coltivazioni come kiwi e radicchi hanno bisogno anche del gelo.